Buongiorno, buongiorno dalla redazione di Focus TG, sempre in diretta. Partiamo dalla misteriosa scomparsa di Annabella Martinelli, di cui non si hanno più notizie dal giorno dell'Epifania. È una 22enne studentessa che era in bicicletta sui colli Euganei e spunta un super testimone. Sentiamo le novità da Valentina Visentin con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo a Teolo, nel punto esatto in cui questa super testimone che si è fatta avanti nelle scorse ore ha detto anche ai carabinieri di aver incontrato Annabella mentre era in sella alla sua bicicletta, un punto che corrisponde anche al posto, ed è proprio quello che sta inquadrando Cristian Roque Allende in questo momento, dove la ragazza ha lasciato la bicicletta legata. Qui questa super testimone, una ragazza che quella sera del 6 gennaio era in macchina, procedeva anche piano perché stava salendo questa strada che porta a Teolo Alta, ha visto questa ragazza, una sagoma che stava pedalando con una bicicletta viola, proprio il colore, insomma la bicicletta piuttosto riconoscibile di Annabella, corrispondente anche con con l'abbigliamento che è stato inquadrato dalle immagini di sorveglianza che la procura ha divulgato nelle scorse ore. La ragazza aveva lo zainetto rosso e questa super testimone dice di averla affiancata e di averle chiesto se aveva bisogno di aiuto perché la vedeva in difficoltà, era scesa dalla bicicletta, pensava avesse rotto la catena e stesse cercando insomma in qualche modo di salire verso Teolo Alta. La ragazza ha detto di aver chiesto più volte ad Annabella se aveva bisogno di aiuto, ma all'ennesimo rifiuto della ragazza ha proseguito oltre, anche per non sembrare troppo insistente o invadente. La ragazza dice di non averla vista precisamente in volto perché aveva il cappuccio calato, ma di averla sentita tranquilla, con una voce tranquilla. Un altro particolare importante di questa testimonianza è che la super testimone dice che Annabella non aveva i cartoni per le pizze, cartoni delle pizze che invece sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza nei 3 fotogrammi che vi abbiamo mostrato ieri sera, in cui si vede Annabella prima davanti a una stazione di servizio di Selvazzano, poi davanti al comune di Teolo e poi anche più avanti nella frazione di Villa. In quelle immagini Annabella aveva sempre con sé i cartoni per le pizze, invece in questo punto la super testimone dice che i cartoni non c'erano già più. Qui poi è stata ritrovata sabato 10 gennaio la bicicletta viola di Annabella e da qui appunto si perdono le sue tracce. Anche oggi sono riprese le ricerche dei vigili del fuoco, degli uomini della protezione civile e del soccorso alpino. Dovrebbero durare almeno fino a domani, nella speranza che insomma ci possano essere nelle prossime ore novità. Intanto noi con il servizio ricostruiamo gli ultimi istanti di Annabella, in cui è stata vista Annabella, con le immagini che la ritraggono nel suo percorso in bicicletta da Padova verso Teolo, dove è scomparsa nel nulla. Il servizio e poi la linea può tornare allo studio. La giacca pesante con il cappuccio che le copre la testa, pantaloni larghi, lo zaino rosso e 2 cartoni della pizza legati al portapacchi della bicicletta. Ecco le ultime immagini che riprendono Annabella Martinelli la sera del 6 gennaio dopo essere uscita da casa dei genitori nel quartiere Forcellini a Padova. 3 fotogrammi, il primo alle ore 22:18 mentre passa davanti al distributore di Selvazzano Dentro. È appena uscita dalla pizzeria Dove Come Quando, dove aveva ordinato e ritirato le pizze. Alle 22:54 è davanti al municipio di Teolo, dove ha acquistato 2 bibite alla pizzeria La Pepita. L'ultima immagine prima di svanire nel nulla alle 23:06, ripresa dalla telecamera di Villa di Teolo, dove viene ritrovata il 10 gennaio la sua bicicletta. La procura di Padova intanto ha deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta contro ignoti per sequestro di persona, in modo da consentire agli investigatori tutti gli accertamenti possibili, di analizzare anche i profili social della 22enne che sono stati misteriosamente chiusi subito dopo
dopo la sua sparizione. Anche per oggi le ricerche con droni e l'elicottero dei vigili del fuoco si sono concentrate nelle zone dei colli sopra Passo delle Fiorine. Dureranno almeno per tutte le prossime 48 ore. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi contatti della 22enne studentessa di giurisprudenza, con chi si era sentita, con chi poteva aver preso appuntamento. Un particolare che si rafforza con l'immagine di 2 cartoni per le pizze e le 2 bibite acquistate. E poi perché chiudere la bicicletta con il lucchetto? Informazioni che potrebbero emergere dall'analisi dei tabulati o dalle informazioni di amiche e compagni di università a Bologna, anche se sembra che Annabella nell'ultimo periodo non avesse più sostenuto esami. Sentito anche l'ex fidanzato che lei aveva lasciato in estate. Non si esclude possa aver raggiunto il capoluogo emiliano, ma le ricerche sui colli uganei continuano. Grazie ai nostri inviati a Teolo, Valentina Visentin e Cristian Rocche Allende. Adesso l'altro giallo che sta davvero preoccupando il Veneto, e cioè la scomparsa dell'ingegnere Antonio Menegon. È il paladino dei comitati anti-auto Velox, doveva testimoniare a un processo a Cosenza proprio per la vicenda dei radar ed è così, è sparito nel nulla, e da giorni sono in corso le ricerche. Gli inquirenti propendono per la pista del rapimento. È sempre più remota l'ipotesi dell'allontanamento volontario di Antonio Menegon, l'ingegnere scomparso dalla sua galleria d'arte di Rosà. L'ultimo avvistamento del superconsulente della battaglia contro i Velox irregolari lo scorso 3 gennaio, quando fu ripreso dalle telecamere della videosorveglianza di un privato salire a bordo di un furgone che lo aveva riportato indietro poche ore dopo. Poi, come abbiamo ripetuto in più occasioni, il nulla. Menegon avrebbe dovuto testimoniare in una delle prossime udienze sul processo contro i Velox irregolari in tribunale a Cosenza. Aveva raccolto tanto materiale, forse scomodo. Proprio con la procura cosentina aveva avviato diverse consulenze che avevano portato al blocco di centinaia di strumenti per il rilevamento della velocità, attivati, secondo le sue indagini, non lecitamente. Con il suo lavoro potrebbe aver pestato i piedi a qualcuno che potrebbe essersi mosso per fargliela pagare. Proprio per questa sua attività, chi lo conosce, chi ha lavorato con l'ingegnere, è sempre più convinto che il collega e amico sia stato rapito, perché la pista calabrese resta a oggi la più accreditata. Intanto le indagini continuano, gli inquirenti stanno scandagliando i dispositivi elettronici di Menegon. Forse qui è celata la risposta a questa vicenda che sta tenendo sulle spine tantissime persone. Servizio di Vanessa Banzato, oggi in regia Italo Morao e Alessandro Granziera, e andiamo avanti con la cronaca. A 38 anni, si chiama Andrea Vescovo, il complice dell'assassinio commesso insieme a Riccardo Salvagno, l'assassinio di un giovane barman 25enne, Sergiu Tarna, di cui si sono svolti oggi i funerali. Sentiremo tra poco la cronaca delle esequie. Quest'uomo di 38 anni per tutto questo tempo si era nascosto per 14 giorni in casa dei genitori a Spinea. Arrestato il presunto complice di Riccardo Salvagno, lo si cercava dappertutto e lui si nascondeva a casa sua a Spinea. Si chiama Andrea Vescovo, 38enne disoccupato che vive con i genitori. All'alba il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia sono arrivati dopo aver citofonato il campanello e lo hanno sorpreso nel sonno con i genitori ancora in casa. È stato lo stesso Salvagno, durante un interrogatorio, a svelare il suo nome agli inquirenti. Salvagno e Vescovo si erano conosciuti nell'lap dance di Preganziola, il New 1000 Lire. Insieme avevano poi pianificato nel tempo il sopralluogo tra i campi di via Pallada a Malcontenta, dove portare Tarna. Un fatto gravissimo che coinvolge purtroppo la nostra comunità. In primis quello che come amministrazione vogliamo esprimere la nostra massima solidarietà nei confronti della famiglia della vittima. E volevo soprattutto anche complimentarmi con le forze dell'ordine che in tempi brevi hanno concluso le indagini, con i carabinieri di Spinea che sono sempre un presidio costante sul territorio in stretta collaborazione con l'amministrazione, e di questo veramente dobbiamo ringraziarli. Salvagno nega agli inquirenti di aver sparato personalmente a Sergiu Tarna, il barman moldavo di 25 anni freddato con un colpo di pistola alla testa nella notte di San Silvestro a Malcontenta. Conferma però la presenza di un altro
altro partecipante. Notizia che scuote i cittadini del comune di Spinea. È preoccupante per la sicurezza, insomma, poi uscire di sera, sapere che ci sono certi personaggi, insomma, ti preoccupa abbastanza. Speriamo non ce ne siano altri in giro per Spinea, però adesso l'hanno preso, meglio così. Fa un po' di preoccupazione, però c'è sempre gente così in giro per il mondo, quindi non mi sconcerta la roba. Il fatto che magari si pensa di vivere in una città sicura non implica che sia realmente sicura. Non dico che bisogna sempre guardarsi le spalle da chi è amico o anche da chi è nemico, però non bisogna mai sottovalutare magari una persona che possa presentarsi simpatica, piacevole agli altri. Può sempre nascondere qualcosa, anche semplicemente un malore interno che non vuole esternare o un qualcosa di cui non vuole parlare. Io consiglio sempre a tutti di iniziare magari un percorso psicologico. Scartata la pista dello spaccio, gli inquirenti ipotizzano un movente legato al timore della diffusione di un video privato compromettente di Salvagno con un trans, di cui la gente temeva la diffusione tra i telefoni. Per l'accusa, Vescovo avrebbe preso parte sia all'esecuzione nelle campagne di malcontenta, sia al sequestro del giovane all'uscita di un bar a Chirignago. Quello che ho visto io è quello che ho visto sulla videosorveglianza. Ha bevuto una birra, è uscito fuori dalla portata, è andato via fuori dalla portata delle telecamere e si vedeva lui e i suoi piedi e un'altra persona. In ogni caso, le ricerche dell'arma e gli accertamenti su eventuali altri complici proseguono. Servizio di Marta Zatta, e oggi ci sono stati, vi dicevo, i funerali con rito ortodosso della vittima Sergiu Tarma, e la madre del ragazzo chiede giustizia. Dalla chiesa ortodossa di Zelarino il funerale di Sergiu Tarma, il 25enne ammazzato con un colpo di pistola da Riccardo Salvagno, il vigile urbano, aiutato da un complice, un 38enne di Spinea, che è stato arrestato proprio nella giornata di ieri. Una cerimonia durata quasi 2 ore, celebrata tutta in lingua romena, celebrata da 14 padri che sono venuti da tutte le province limitrofe per accompagnare il feretro di Sergiu Tarma. Straziante il dolore della madre che durante la cerimonia fatta di canti ha ripetuto più volte: cosa hai fatto, perché non ci hai detto nulla, potevamo aiutarti, cosa hai fatto a queste persone perché facessero questo, chiederò giustizia. Un dolore troppo grande, quello della famiglia che non riusciva ad abbandonare il feretro, come l'ha detto la madre. Una folla di gente che l'hanno accompagnato, che hanno accompagnato il feretro del figlio nella sua ultima strada. Mio caro, mio povero, che cosa ti hanno fatto? Che cosa ti hanno fatto, quei maledetti? Per la vera giustizia, che quelli li dovranno marcire in prigione. Noi in libertà, in prigione per tutta la sua vita. Siamo a casa nostra, Sergio, non casa. È lo strazio dei parenti, degli amici della madre di Sergiu Tarma ai funerali di Zelarino. Adesso andiamo in Valdobbiadene in diretta da Christian Arboit, perché ieri è scoppiato un ordigno tra le mani di un uomo che li collezionava. Era un ordigno della Grande Guerra. Sono in corso ancora oggi le bonifiche, perché c'erano altre bombe che potrebbero causare altri danni. Andiamo da Christian Arboit in diretta. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Edoardo Paris. Come dicevi giustamente te, le operazioni di bonifica sono in corso. Come vedi qui a Guia di Valdobbiadene ci sono ancora
gli artificieri dell'Arma dei Carabinieri, ci sono poi anche i militari del comando di Vittorio Veneto che stanno procedendo con le indagini e l'area è ancora inevitabilmente sotto sequestro. Qui con me c'è il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, che saluto e ringrazio, che fra poco andrà dalla compagna di Frare per portare la vicinanza del paese. Ma prima ritorniamo agli attimi concitati di ieri nel primo pomeriggio alle 13, quando un'esplosione fortissima ha fatto tremare i vetri di mezzo paese. Questo è il servizio, con le immagini di Nicoletta Rizzetto e le interviste di Daniela Sizia. Un botto, ma era forte cortivo, un botto forte. Ha preso paura? Oh Dio! Pensai fosse andato a casa a me. Una bomba, i vetri hanno tremato, però sai, magari... Avete preso paura? Sì. La deflagrazione è stata potentissima e ha scosso il cuore dei Colli del Prosecco, a Guia di Valdobbiadene, una passione fatale spesso ai limiti della legalità, quella costata la vita ad Attilio Frare, 56 anni, morto per l'esplosione di un residuo della Grande Guerra. Durante il maneggio di un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale, causa un'errata manovra, lo stesso esplodeva e il soggetto decedeva sul colpo. Lui era da solo? Sì, era da solo, era nel suo garage ricovero attrezzi. Sono le 13 quando nella zona dell'esplosione, oltre ai sanitari del SUEM 118, arrivano i vigili del fuoco e gli artificieri dell'Arma. È toccato a loro mettere in sicurezza con pazienza chirurgica l'intera area, così da consentire ai colleghi del comando di Vittorio Veneto di procedere con i rilievi. Il timore per tutto il pomeriggio è stato quello di un effetto a catena. Sono in corso le valutazioni da parte degli artificieri di Padova per poter catalogare con la massima precisione se tutti gli altri involucri di altri ordigni della stessa tipologia possano essere attivi oppure no. Era la sua passione questa di questo signore? Verosimilmente sì, a giudicare dal numero di involucri che erano lì presenti, assolutamente. L'area verrà sequestrata? Sì, fino al termine di queste attività. Una passione nota a Valdobbiadene. Nel 2022 Frare, gravato da alcuni precedenti di polizia, aveva anche dato vita a un'associazione Valdo Storica e aveva pure allestito delle mostre aprendole al pubblico. È una vicina di casa a raccontare un episodio che con il senno del poi farà brividire. Ma pensai che l'avesse messo, perché 15 anni fa a me toccava che mi ha bruciato tutto l'orto qua e dopo è andato agli artificieri e invece si vede che la continua ancora. Frare lascia una compagna e una comunità attonita, ma sono in corso ulteriori approfondimenti. L'area verrà sequestrata? Sì, fino al termine di queste attività. Attività quindi che sono ancora in corso, l'area sotto sequestro, bisogna capire se ci sono ancora degli ordini inesplosi all'interno dell'abitazione. Sindaco, le chiedo subito, c'è un pericolo generale in questo momento? Lei ha sentito i carabinieri, che cosa si sente di dire alla popolazione? No, attualmente non c'è un pericolo, ci sono le indagini in corso e sono stato informato subito ieri pomeriggio e anche questa mattina. Ringrazio il comandante Vittorio Veneto Galante e il comandante della stazione locale Mallardi. Nel caso in cui ci dovessero essere qualsiasi necessità di ordinanze mi verrà comunicato, ma comunque mi è stato detto che non è così, che l'area comunque è in sicurezza, va verificata, valutata e bonificata, ma pericoli insomma per le abitazioni circostanti non ci sono, ma comunque attendiamo le conclusioni delle indagini e della bonifica. Ecco, sempre a livello procedurale, direttore, in questo momento si procede per detenzione illegale di ordigni, di esplosivi, ma sarà un fascicolo destinato a chiudersi, perché appunto con la morte del reo, questa la formula giuridica, appunto la cosa va a chiudersi, perché fortunatamente, questo va detto, sindaco, non ci sono state altre persone coinvolte. Inizialmente
ufficialmente ieri si parlava di soggetti feriti nella concitazione del momento, ma fortunatamente non è stata così. No, lo confermo, non ci sono altre persone coinvolte. Adesso certamente è il momento del cordoglio, della vicinanza alla compagna, alla famiglia, sono qui anche per testimoniare questo, della comunità di Valdobbiadene, in particolar modo di Guia. Attilio è una persona conosciuta, un appassionato, un amante del territorio, del proprio paese, della storia, delle tradizioni, anche della storia bellica del nostro territorio, ma in realtà in generale era appassionato anche di agricoltura, di qualsiasi cosa riguardasse Valdobbiadene, in particolar modo Guia, molto molto attaccato in tutta la sua riservatezza che aveva, ma assolutamente ben voluto da tutti. Ci mancherà la vicinanza, quindi a tutta la famiglia, a tutte le persone che stanno vivendo momenti difficili di dolore per la tragica scomparsa del nostro amico concittadino Attilio. Per lei non è il momento del giudizio, è il momento ovviamente del dolore, resta un'attività, quella dei recuperanti, che spesso è pericolosa. Forse l'ordigno era stato recuperato, pare, uso il condizionale, sul Greto del Piave, quindi bisogna fare attenzione anche a questo, insomma. Ma Attilio era assolutamente esperto, insomma, autodidatta, ma profondo conoscitore della materia, si circondava anche da esperti, di professionisti, quindi sì, l'attenzione è doverosa quando accadono queste tragedie, insomma. Bisogna ricordarselo, ma assolutamente Attilio non era in questo uno sprovveduto. Cercheremo di capire cosa sia successo, ma insomma so che era molto prudente, molto attento, insomma, in quello che faceva, in quella che era la sua passione. Grazie Sindaco. Luciano Fregonese, chiaramente si attende anche il nulla osta della Procura per poter organizzare i funerali e così dare l'ultimo saluto ad Attilio Frare. Per il momento da Valdobbiadene è tutto, con Edoardo Paris, direttore, ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit e Edoardo Paris. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto prima di dare altri servizi. Isabella Noventa, il delitto della segretaria. 10 anni dopo le condanne e il corpo mai ritrovato. Qui di fianco, di spalla, vedete Cortina, 2 uomini armati che hanno rapinato una gioielleria. Trentini l'attesa per il ritorno al lido del cooperante, per lui una festa speciale. Angelica Utter investita, l'automobilista veronese che la travolse è sicuro, si è già gettata davanti al cofano. E poi a Jesolo le discoteche che vietano le fontanelle, segnati dalla tragedia di Cran Montanà. I commercianti, gli artigiani, i cittadini stanno organizzando una grande manifestazione per la prossima primavera contro i furti, contro le spaccate, ma i ladri non danno tregua. L'ultimo colpo messo a segno a Padova in un ristorante. In trasferta a Padova da Milano per una notte di furti, protagonisti 2 ragazzi egiziani di 18 anni arrestati dopo una spaccata in un ristorante del quartiere Arcella, denunciato il complice minorenne che era con loro. La polizia li ha trovati dopo la chiamata verso le 2 di notte di alcuni residenti che avevano sentito rumori di vetri in frantumi e avevano notato le sagome di 2 uomini, una di queste con un passamontagna calato sul volto. La banda di ragazzini infatti aveva appena lanciato un sasso contro la vetrina della pizzeria in zona San Carlo. Poi, mentre 2 di loro facevano da palo all'esterno, uno era entrato nel magazzino del locale e aveva rubato dalla cucina dei coltelli una bottiglia di spumante. Alla vista dell'auto della polizia i 3 avevano tentato la fuga, ma erano stati raggiunti e controllati. I poliziotti tornati nel locale avevano visto anche i segni del furto, i vetri rotti, la prima finestra forzata, la pietra abbandonata e il passamontagna nascosto in una siepe. Portati in questura è risultato che entrambi, 18enni egiziani, avevano precedenti per reati contro il patrimonio. Anche il 17enne italiano era già stato denunciato in passato per furto, estorsione ed invasione di edificio. I 2 maggiorenni sono stati così arrestati.
Arrestati in questo caso e in altri casi si dà la caccia sia ai ladri che ai vandali che stanno imperversando. A Bassano del Grappa hanno divelto le croci in Viale dei Martiri e si sta facendo di tutto per aumentare la sicurezza anche a Bassano del Grappa, e proprio vicino a Viale dei Martiri c'è uno storico caffè, il Caffè Italia, che potrebbe diventare, che diventerà proprio con una rinascita che è stata prevista, un presidio per aumentare la sicurezza. Sentiamo Ferdinando Garavello da Bassano. Siamo su una delle terrazze più belle di Bassano del Grappa, alle nostre spalle una vera e propria cartolina, l'altopiano dei 7 comuni, il Monte Grappa, tutta una parte della città che si stende ai piedi di questa terrazza, che è quella del Caffè Italia, un locale storico di proprietà del comune di Bassano, chiuso da troppi anni, perché questa è una delle porte d'accesso alla città, al centro storico, al Salotto Buono bassanese. Chiuso per anni, sono finalmente finiti i lavori di restauro e sistemazione, è già stato varato il bando per trovare qualcuno che gestisca questa struttura. Noi abbiamo la fortuna di poter entrare per la prima volta dopo i lavori all'interno del Caffè Italia restaurato. Ci accompagnano in questa visita il sindaco Nicola Finco e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Viero, che ci fanno anche una piccola cerimonia di apertura della porta. Noi li seguiamo, entriamo nel Caffè Italia, finalmente restaurato, finalmente si spera riaperto fra poco, è vero sindaco? Sì, speriamo, è uscito il bando proprio in questi giorni, adesso ovviamente arriveranno le varie offerte e poi verranno valutate, speriamo di aprirlo quanto prima. Il desiderio è prima dell'estate di vederlo riaperto. Ricordiamoci che è chiuso da 14 anni, sono passate 3 amministrazioni e adesso, grazie a un lavoro attento, insomma, speriamo di trovare il giusto gestore per uno dei luoghi più belli di Bassano. Questa è una vera e propria cartolina della città, è un luogo d'accesso, qui si fermano i bus dei turisti, da qui si va in centro facendo 2 passi, diventa strategico per voi un luogo come questo dal punto di vista turistico? No, certamente è uno dei luoghi, diciamo, di accesso dalla parte nord della città, spesso e volentieri c'è anche una fermata qua degli autobus turistici, quindi non è solamente un luogo di aggregazione ma anche un punto di riferimento per le tante persone che raggiungono la nostra città, e soprattutto anche nell'ultimo periodo abbiamo visto, insomma, la città è sempre più frequentata e quindi va benissimo avere un punto, diciamo, di riferimento a nord della città. Qui fuori ci saranno, c'è un posto per il plateatico, ci saranno delle sedie di tavolini per un affaccio fantastico, c'è posto dentro, ma abbiamo visto c'è anche una torre medievale vera e propria a disposizione di questa struttura. Sì, stiamo parlando di una superficie importante di oltre 200 metri quadri, abbiamo uno spazio importante all'esterno e poi ovviamente oltre alla sede del bar di un tempo c'è anche tutta la torre che può essere usufruita, quindi diciamo un valore aggiunto, anche perché insomma è una torre storica, quindi anche in un contesto molto particolare. Andiamo a vedere verso la torre. Da qui si potrà avere qualche posto, ci sono i piani, qui naturalmente è tutto da vedere, il consiglio è anche quello di venire a vedere questo luogo che è veramente meraviglioso, da sopra si gode di una vista incredibile, ma di questo magari parliamo un'altra volta, perché parliamo anche di un altro argomento legato al Caffè Italia e alla sua riapertura, ovvero il fatto che stiamo parlando di un presidio di sicurezza, perché qui c'è il Viale dei Martiri. Solo pochi giorni fa, sindaco, qualcuno si è accanito sulle lapidi dei martiri, e avere un locale aperto qui sempre, comunque, tutti i giorni della settimana può voler dire anche avere un po' più di sicurezza. Sì, è un presidio fondamentale, questo è uno dei luoghi sacri della città, però è un luogo che da un punto di vista commerciale ha sofferto molto negli ultimi anni, quindi riaprire un presidio così in questo luogo vuol dire anche avere un monitoraggio costante di quello che accade in questo luogo importante, quindi insomma la riapertura del Caffè Italia per noi ha un doppio valore. Sindaco, abbiamo parlato di questo atto vandalico, c'è qualche informazione in più? State proseguendo con i controlli, con le verifiche? Ma le indagini sono molto serrate, in quanto se ne sta occupando direttamente la questura in collaborazione con le varie forze dell'ordine, e noi ovviamente speriamo di poter trovare i responsabili quanto prima, perché è un gesto gravissimo quello che hanno fatto ed è un gesto che merita la giusta punizione.
Passiamo dall'attualità alla cronaca, come avete visto, passiamo dall'attualità di un luogo di Bassano che rinasce. Ringraziamo il sindaco Nicola Finco per averci accompagnato in questa prima visita, sono le prime telecamere le nostre che entrano all'interno del rinnovato Caffè Italia, e naturalmente vi racconteremo poi chi entrerà qui e come proseguirà questa novità importante per il centro di Bassano. Grazie sindaco. Grazie a voi e buona giornata. Grazie molte al primo cittadino di Bassano del Grappa, Nicola Finco, Ferdinando Garavello della nostra redazione di Bassano, per un caffè storico che sta per riaprire, un ristorante che è stato distrutto per volontà del proprietario 54enne arrestato dalla polizia di Venezia, che voleva in questo modo riscuotere l'assicurazione. Ho sentito un'esplosione e dopo poco fiamme. È solo una delle voci terrorizzate dopo l'esplosione del bar Trattoria Bea Storia di Jesolo la sera del 12 giugno scorso. Un boato, poi le fiamme. Secondo la Procura di Venezia, il rogo sarebbe stato appiccato per riscuotere il risarcimento assicurativo. Il titolare 54enne Vincenzo Gargiulo è stato arrestato dalla polizia perché è ritenuto il mandante dell'incendio che devastò il locale in cui rimasero intossicate una decina di persone. L'incendio aveva interessato anche i 2 piani superiori della palazzina, per cui era stato necessario l'evacuazione di 20 persone. L'inchiesta condotta dagli investigatori della squadra mobile di Venezia ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti del padovano, titolare del ristorante, ritenuto essere appunto l'ideatore e il mandante dell'incendio messo in atto per ottenere il contributo assicurativo. Dalle indagini emerge che nei confronti dell'indagato sarebbero state raccolte prove inequivocabili. Eseguiti inoltre 2 decreti di perquisizione nei confronti del titolare del ristorante e di un 50enne sospettato di essere l'esecutore materiale dell'incendio. Sul 54enne pendeva già una condanna a 11 anni perché accusato, quando viveva a Gorizia, di essere il finanziatore di un traffico di droga. Servizio di Edi Caliman, i coniugi di San Donà con svariate imprese nel Coneglianese sono stati denunciati per evasione fiscale di 600.000 euro, 190.000 quelli immediatamente sequestrati dalle Fiamme Gialle di Treviso. L'esito delle indagini ha consentito infatti di procedere al sequestro di oltre 190.000 euro rinvenuti sui conti correnti della moglie di un soggetto che è stato denunciato dai finanzieri del Comando Provinciale di Treviso per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, un reato che prevede la pena fino a 4 anni di reclusione nel massimo. Marito e moglie in combutta per evadere le tasse dovute al fisco. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato una coppia residente a San Donà di Piave per evasione fiscale di una somma superiore ai 600.000 euro. L'uomo, che risultava formalmente nullatenente, in realtà gestiva varie imprese nel Coneglianese nel settore dell'efficientamento energetico e dirottava sui conti della moglie, assunta fittiziamente come impiegata, tutti i proventi delle attività, sottraendo così al fisco gran parte degli importi dovuti in tassazione. Le attività quindi hanno consentito di individuare le disponibilità giacenti sui conti correnti della moglie e sottoporle su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, sottoporle a sequestro. Un'attività che durava da anni e costituita da una rete di società, alcune delle quali con sede Fasulla anche fuori provincia, come a Milano, mentre la maggior parte gravava attorno alla città del Cima. La misura cautelare arriva dopo aver ricostruito un ingente debito tributario che l'imprenditore aveva accumulato nel corso degli ultimi anni per oltre 600.000 euro. E vediamo l'inquinamento da PFAS, rimane sempre molto alto l'allarme, pensate ci sono 4.000 morti nella contabilità della statistica medica, morti che sarebbero legate proprio all'inquinamento della Miteni. Abbiamo sentito il professor Annibale Biggeri dell'Università di Padova che ha svolto uno studio per la regione del Veneto.
L'allarme sui PFAS rimane sempre molto alto in un'area segnata dallo scandalo Miteni. Il Coordinamento Veneto Pedemontana Alternativa segnala che la legge di bilancio 2025 rinvia di 6 mesi l'applicazione dei limiti di legge per la somma dei PFAS nell'acqua potabile e sospende il conteggio di alcune molecole. Per l'associazione è un favore ai produttori chimici e un rischio per la salute pubblica, mentre l'area tra Vicenza, Verona e Padova, con oltre 350.000 persone, resta esposta alla contaminazione. L'emergenza PFAS è stata oggetto anche di studi da parte del professor Annibale Biggeri, ordinario di statistica medica all'Università di Padova per conto della regione. I PFAS fanno aumentare il colesterolo, che è associato alle malattie cardiovascolari. Nel nostro studio noi abbiamo quantificato globalmente il numero più facile ricordarlo sul totale delle morti, sono circa 4.000 morti in eccesso che non avrebbero dovuto verificarsi. Ma non solo, perché altresì è emerso che in un altro studio noi abbiamo trovato un eccesso di mortalità per Covid tra gli abitanti della zona rossa rispetto agli altri abitanti della regione. Le preoccupazioni dunque rimangono. Rispetto ai limiti del 2020 dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, circa 3 volte il limite di sicurezza indicato dall'Agenzia, come ho ricordato prima. Quindi è una situazione di ancora pressione dal punto di vista dell'esposizione umana da parte di queste sostanze che sono, come tutti sanno, persistenti. Il professor Biggeri evidenzia che l'allarme resta in alcuni prodotti alimentari, in particolare negli animali. Il primo, il più pericoloso, sono le uova. La Regione che cosa intende fare, visto che la Miteni non è ancora bonificata e continua ad avvelenare il sottosuolo e la falda? Servizio di Ivano Tolettini. E a Due Ville, comune che non dispone di acquedotto, c'è la volontà di predisporre maggiori controlli sui pozzi privati per andare a scongiurare in maniera preventiva qualsiasi tipo di rischio di inquinamento. Per noi ci sono Luisa Bertini e Simone Squarcina con il sindaco di Due Ville, Giuliano Stivan. A te. Siamo a Due Ville in compagnia con il sindaco Giuliano Stivan perché Due Ville è l'unico comune del Veneto oltre i 10.000 abitanti che non dispone di rete acquedottistica, quindi oltre 4.000 pozzi privati da cui si attinge l'acqua che devono essere controllati. È stata attivata anche una convenzione per farli controllare? Sì, proprio di recente abbiamo siglato una convenzione con il gestore idrico che è Viacqua, nella quale è previsto che 50 famiglie possono nell'arco dell'anno del 2026 avere un'analisi di quelli che sono tutti i componenti possibilmente inquinanti delle falde. Diciamo che questa convenzione proroga delle convenzioni precedenti che c'erano, che però avevano meno elementi. Adesso abbiamo inserito il valore dei FAS e questo è molto, lo devo dire, incide molto nel costo. Vuol dire che se prima una famiglia con 150 euro, che era la quota del 30%, poteva avere l'analisi, adesso andremo fra i 250 e i 300 euro, perché l'analisi complessiva costerà attorno ai 900 euro. Ecco, il Comune si è adoperato proprio per venire incontro alle famiglie? Assolutamente sì. Il problema che sta emergendo adesso col discorso dei PFAS della zona appunto dell'Ovest, Malo, Marano, della Pedemontana Veneta appunto, abbiamo fatto una richiesta intanto all'US8 di fare un sondaggio su tutti quanti quelli che sono i pozzi dei fabbricati del comune, che sono palestre, il municipio, le scuole, e fortunatamente, lo voglio dire, tutti i parametri sono perfettamente nella norma, per cui tranquillità ai cittadini che i parametri sono nella norma. Questa convenzione va effettivamente a mettere sotto tutela, sotto controllo le famiglie che vogliono essere certe che l'acqua bevono è un'acqua potabile e possono bere in tranquillità.
Ecco, e lei sta anche spingendo sul fronte acquedotto. Lei a breve invierà una richiesta anche al Presidente della Regione? Assolutamente sì. Cioè, siamo nel 2025, è impensabile ormai che un comune come Due Ville di 14.000 abitanti, sopra praticamente la soglia di 10.000, è l'unico comune in Veneto senza acquedotto. È vero che da qui diparte l'acquedotto di Padova, ma noi che preleviamo tutto il paese, sono 4.000 pozzi, l'acqua, dobbiamo avere anche noi la certezza che in qualsiasi momento beviamo acqua buona. Per cui andrò a chiedere al Presidente Stefani, abbiamo già avuto dei contatti con i vari gestori Viacqua, Cegas Padova, che preleva l'acqua da qui, per avere un contributo significativo per la realizzazione dell'acquedotto. Non è più procrastinabile. Ecco, io ringrazio il Sindaco per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini e Simone Squarcina, e passiamo agli incidenti stradali. Gravissimo quello di ieri a Maserata, dove una autocisterna si è ribaltata dopo lo schianto con un'auto guidata da una signora 69enne, si è ribaltata e ha letteralmente schiacciato un furgone ed è morto un 70enne di Porto Tolle. Praticamente io venivo normalmente da quella parte e questa macchina mi è venuta addosso e non lo so se si è addormentato o se stava al telefono, e mi sono allargato il più possibile a destra, ma no, c'era il guardarai lì e non sono riuscito a... Poi il camion si è stravolto. Ancora sotto shock ma rimasto illeso è il camionista coinvolto nel drammatico incidente avvenuto in via Piave a Salettuol di Maserata. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ad un uomo di 70 anni alla guida di un furgone doblò. Si tratta della prima vittima della strada del 2026 nella provincia di Treviso. Secondo quanto emerso finora, una Fiat Panda, condotto da un'anziana 69enne di San Polo di Piave, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, tagliando la strada a un'autobotte carica di vino e diretta verso Treviso. Nel tentativo di evitare l'impatto, il 58enne alla guida del camion ha sterzato, ma non è riuscito a evitare il ribaltamento del mezzo, che è finito nella strada sottostante, schiacciando il furgone che procedeva in senso opposto. Ad assistere alla tremenda collisione anche un altro testimone che conferma la dinamica dell'accaduto. Il camion, appena visto che la Panda gli stava venendo addosso, si è spostato tutto sulla destra, ha preso con le gomme l'erba, ha fatto l'elastico con il guardrail e ha preso la signora sulla sinistra, capottandosi. Del furgone noi ce ne siamo accorti quando, dopo aver soccorso la signora, c'è stata una moglie di quello che era dietro di me che è stata là nella vigile eccetera. Noi siamo venuti qua per vedere il camionista come stava eccetera, e ci siamo accorti del fiorino sotto. Abbiamo cominciato a chiamare a gran voce se c'era qualcuno, nessuna voce. Alla guida del doblò c'era Severino Bellan, di 70 anni, residente a Porto Tolle, morto sul colpo. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere solo intorno alle 12:30, dopo un lungo e complesso intervento dei vigili del fuoco. Per sollevare il camion ribaltato è stato necessario svuotare l'autobotte del vino trasportato. Oltre alla donna è stato portato in ospedale anche un 73enne di Oderzo, a bordo di una Ford, leggermente ferito e in stato di shock. Sul posto il SUAM 118, intervenuto anche con l'elicottero di Treviso Emergenza, la polizia locale di Maserata e i carabinieri per i rilievi. Via Piave è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore. Fortunatamente è stata esclusa la presenza di una seconda vittima, ipotesi emersa nei primi concitati momenti dei soccorsi, quando non si sapeva ancora quante persone potesse avere schiacciato la cisterna carica di vino. Invece di Nicola Marcato è un incidente avvenuto alle 5 di questa mattina nel tratto a 3 corsie dell'autostrada A4 tra Meolo e San Donà di Piave in direzione Trieste. Un'auto articolata ha cominciato a sbandare e ha terminato la propria corsa contro le barriere di Calcestruzzo Centrali. Nel violento urto è rimasto coinvolto un furgone che stava sopraggiungendo nella stessa direzione ed era in fase di sorpasso. 2 i feriti lievi, entrambi occupanti del furgone. Provvidenziali si sono rivelate le barriere di sicurezza che hanno impedito il salto di carreggiata nella direzione opposta del mezzo pesante lungo la direttrice Venezia. Al
momento dell'incidente c'era un traffico normale, tuttora invece si registrano code in direzione Trieste per consentire non solo la rimozione del mezzo pesante ma anche la pulizia dai detriti in entrambe le carreggiate. In particolare nel tratto dove è avvenuto l'incidente si procede su 2 corsie di marcia anziché su 3. A causa del violento urto sarà necessario spostare e rimuovere una decina di New Jersey che risultano danneggiati e le operazioni si protrarranno per diverso tempo e continuano ad avvenire incidenti in questo tratto maledetto dell'autostrada Venezia-Trieste. Un anziano è stato rianimato in strada nel tardo pomeriggio di ieri a Lignano Sabbiadoro. Tra i primi soccorritori Francesco Ardizzoni, vicecommissario della Polizia locale. Sentiamo il suo racconto attraverso la nostra redazione di Udine. Io ieri tramite l'applicazione DAES Ores FVG sono stato allertato per un soccorso a persona in via Pozzuolo del Friuli qui a Lignano Sabbiadoro. Lignano Sabbiadoro, tardo pomeriggio di un tranquillo giorno di inizio anno. Tutto sembra procedere sul verso giusto. Poi all'improvviso tutto cambia. La chiamata dalla app del DAE del Friuli Venezia Giulia che allerta di una persona in difficoltà e di utilizzare per l'intervento l'uso del defibrillatore nelle vicinanze. Il pronto intervento da parte del vicecommissario della Polizia Locale Francesco Ardizzoni, in quel momento fuori servizio, che in pochi istanti ha raggiunto il punto in cui si trova a terra la persona, un uomo di 80 anni. Io mi sono occupato principalmente di garantire la pervietà delle vie aeree. Sul posto è giunta anche un'altra persona allertata sempre dall'applicazione DAE che mi ha dato subito una grande mano nelle manovre rianimatorie. Nel frattempo la mia pattuglia si è portata prontamente a recuperare l'equipe dell'elisoccorso che era atterrata al punto di primo intervento di Lignano Sabbiadoro al fine di portarla prontamente sul luogo del fatto. 20 minuti interminabili per mantenere in vita l'anziano, la lancetta dell'orologio che continua a girare, ma alla fine tutti gli sforzi vengono premiati, con l'80enne rianimato con successo fino all'arrivo dei sanitari. Fondamentale è stato quindi il defibrillatore, che sia quello portato dalla mia pattuglia sia quello che i presenti erano riusciti subito a recuperare nei supermercati lì nei pressi. E quindi le placche, le piastre erano già state messe addosso al paziente ed era già stato subito da una persona presente iniziata una manovra salvavita. L'anziano, preso in consegna dal personale infermieristico dopo le ultime procedure di rianimazione, è stato caricato sull'elicottero del 118 e in volo trasportato all'ospedale di Catinara, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Fondamentale è stato non l'operato del singolo, ma il lavoro di squadra che è stato svolto sia dagli operatori della mia pattuglia sia dall'altro soccorritore che è giunto in loco e poi da tutto il personale sanitario che ha prestato le dovute cure. Complimenti a questo giovane agente. Adesso apriamo una finestra sullo sport e andiamo a Feltre in diretta da Fabio Fioravanti con l'operatore Stefano Bozzi, perché la Serie C torna in casa dopo la conclusione dei lavori dello stadio. A te Fabio. Grazie per la linea, siamo allo Zugnitauro, lo stadio che sabato tornerà ad essere vivo, nel senso che si tornerà a giocare da sabato prossimo per le Dolomiti Bellunesi, che è una realtà calcistica che vorrei definire provinciale, perché nasce dalla fusione di società storiche come il Belluno, il Feltre, il Sedico. Abbiamo qui il presidente Paolo Deciano, abbiamo il vicepresidente che ci tiene compagnia, che ci hanno detto un po' veramente quello che vive, tra virgolette, la società. Abbiamo il presidente, posso dire, dei fondi comuni confinanti, non dico l'assessore, è corretto? Sì, è corretto. Insomma, sono qui anche perché sono tifoso della Dolomiti. Per me è una grandissima soddisfazione avere a Feltre le partite di Lega Pro, di Serie C, ma devo fare i complimenti a Giusti, al mio grande amico presidente, a Paolo, perché ce l'hanno messa tutta. Sono stati proprio bravi a realizzare questo intervento assieme al comune di Feltre e sono stati bravi anche e soprattutto a crederci, perché non era facile con questi tempi molto stretti realizzare quello che è stato realizzato. Anche vi ricordiamo che fino adesso
avete giocato dove? Fontana Fredda? Fontana Fredda, abbiamo giocato a Fontana Fredda. Che non è neanche Veneto. No, non è Veneto, però bisogna ringraziare tutta l'amministrazione comunale dell'ospitalità che ci hanno dato e la possibilità di iniziare il campionato anche vicino a casa, perché tutto sommato con l'autostrada e così in 40-50 minuti riusciremo a raggiungere il sito. Quindi rimarco il ringraziamento a tutta l'amministrazione del comune di Fontana Fredda che ci ha dato questa possibilità. Da amministratore come lei, qui quello che mi ha stupito sono i tempi con cui tutto questo è avvenuto, perché ricordiamo, tutto questo è iniziato non anni fa, ma... È iniziato, guarda, mesi fa, è iniziato, sì, diciamo 5 mesi fa. Ci siamo guardati in faccia con un po' di persone. Il presidente Padrin ha deciso di mettere la quota provinciale di fondi comuni confini qui e io lo ringrazio perché è stato veramente bravo. Diciamo la cifra perché è importante. 900.000 euro, che era difficile di trovarli all'interno di un'amministrazione comunale così liberi con questi tempi, e l'opera è stata fatta con una buona volontà, con una forte volontà da parte di tutti, da parte dei dirigenti dell'amministrazione comunale, da parte dell'assessore Maurizio Zatta, da parte di tutta l'amministrazione e da parte anche della squadra grandissima che è la Dolomiti, che non è solo fatta di 22 calciatori, giocatori, ma è fatta di uno staff che ama questo territorio, che ha fatto il patto dolomitico e che è un esempio per tutti noi. Ve lo dico con estrema franchezza, noi fra poco non serve neanche rifare la maglietta perché loro l'hanno già scritta, ma noi fra un po' daremo anche una sponsorizzazione importante. Noi chi? Noi come Fondi Comuni Confini e DMO, cioè Sistema Turistico, proprio per questa squadra che fa da grande volano e da grande, diciamo, sponsor per il nostro territorio, che non serve sponsorizzarlo perché abbiamo le Olimpiadi, ma serve sponsorizzarlo perché finite le Olimpiadi ci devono essere delle diciamo una cosa, importanti. Tra l'altro, quante sono, io lo chiedevo prima, mi ha sorpreso, quante sono le aziende in realtà anche a Feltre che hanno tra dipendenti e indotto 100 persone che gravitano su un'azienda? È in realtà anche economicamente importante anche per la collettività, per gli stipendi che distribuisce. Ma poi è un punto di riferimento per le ragazze che vogliono far calcio, per un ragazzo che ha un handicap, per i bambini, per le loro famiglie, per noi che abbiamo bisogno di trovarci qua allo stadio e bere magari un succo di mela o qualcosa, ma stare assieme 2 ore, 2 ore e mezza e dire in qualche maniera siamo qui e siamo tutti a tifare la nostra provincia, la provincia di Belluno. È una roba, lo dico con molta franchezza, io sto parlando ma mi vengono i brividi sulla schiena per vedere realizzato questo sogno. Tanto lei parlava appunto delle ragazze dei portatori di handicap che gravitano mi sembra sul Serico, giusto per ricordare come questa sia una fusione appunto che coinvolge il territorio. Sì, l'unione è stata fatta dalle 3 realtà e abbiamo costituito, oltre appunto la prima squadra che sappiamo bene che è il traino di tutto quanto del movimento, però accanto a questa cosa abbiamo il settore femminile che conta circa 93 ragazze e il settore dei portatori di handicap che sono una trentina di ragazzi, e quindi tutto il settore giovanile che abbiamo circa 300 ragazzi. Una cosa, perché dobbiamo dare la linea di nuovo allo studio, che mi sembra fondamentale: sabato alle 2 inaugurazione contro il Lecco, ma questa squadra è destinata a giocare sempre a Feltre oppure giocherà un po' a Feltre, un po' a Belluno? No, in questo momento no, non in questo momento, no, futuro. In futuro torneremo a giocare a Belluno, ma non dobbiamo avere l'ansia, secondo me. Tornerete a giocare a Belluno, vuol dire che non giocherete più a Feltre? No, giocheremo sia a Feltre che a Belluno, secondo me, perché abbiamo... Quante sono le squadre che hanno 2 campi? Beh, in questo momento in questo momento nessuna, ne abbiamo uno solo. Però io sono tranquillo, non bisogna avere l'ansia di andare via da qui, perché qua basta, cioè, guardate questa cosa che è una cosa incredibile. Dopo le Olimpiadi Milano-Cortina, 2 città, avremo una squadra con 2 campi che farà magari una domenica a Feltre e una a Belluno. Vedremo cosa accadrà quando anche lo stadio di Belluno sarà ultimato, e in vista, ricordiamo, in Serie C c'è il Vicenza, nei sogni di chi è parlato prima c'è un derby con il Treviso che auguriamo ovviamente ci sarà. Ci sarà. Allora, perché ovviamente riempirebbe gli stadi sia di Treviso che di Feltre o di Belluno. Da Feltre è tutto, grazie, linea allo studio. Grazie a Fabio Fioravanti, al nostro operatore Stefano Bozzi. Adesso andiamo a Cafarsetti, la sede del municipio del comune di Venezia, perché c'è una guerra
in atto un consiglio comunale infuocato per via di un maxi albergo che potrebbe compromettere le case, la realizzazione di case popolari. Alla Giudecca ci dice tutto Filippo Fois con Sandro Ponchio. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Quello che va ai voti oggi è un cambio di destinazione d'uso, per cui verrebbe da chiedersi come mai c'è tutta questa partecipazione. Ebbene, si tratta di un terreno di almeno 15.000 metri quadri che è di pertinenza del Molino Stucchi. Il Molino Stucchi era un'attività produttiva che è stata costruita, lo ricorderanno i nostri telespettatori, un grosso palazzo in stile neogotico alla Giudecca. Una volta ci abitavano, ci lavoravano 1.500 persone al giorno e si lavoravano 2.500 quintali di cereali al giorno. Oggi nella Venezia moderna è diventato un albergo di proprietà di una grossa multinazionale americana. Ebbene, le pertinenze di quest'area dovevano essere a scopo compensativo, essere trasformate in alloggi di edilizia pubblica. Il progetto che invece è approdato in aula oggi, circa 30 anni dopo quello originario, ha ribaltato le prospettive, per cui la maggioranza di questo terreno andrà a uso ricettivo, per cui verranno costruite 60 nuove camere d'albergo e in quello che rimane all'incirca una ventina di alloggi pubblici. Come al solito a Venezia sono due visioni completamente diverse della città. Chi ricorda che qui ci sono già 80.000 posti letto turistici e forse non ce ne sarebbe bisogno d'altri, chi invece come il Comune dice di aver risolto una querelle che andava avanti per 30 anni, vale a dire cosa fare di quest'area che era in stato di abbandono, che è rimasta in stato di abbandono circa dalla fine degli anni 90. Adesso stanno cominciando le dichiarazioni di voto, il dibattito è stato seguito da un numeroso pubblico che adesso si è un po' sfoltito, anche perché ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo. Ci sono state parecchie contestazioni, poi ve ne daremo atto nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. C'è discussione, sì, ma l'esito appare scontato. Per quello che riguarda questa area della Giudecca arriverà la delibera che le rende, cambia la destinazione d'uso da area produttiva ad area ricettivo-turistica. Direttore. Grazie Filippo. Filippo Fois con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Adesso con i nostri registi Italo Morao e Alessandro Granziera andiamo in pubblicità, ma state con noi, torniamo subito. Andiamo con un'ultima ora, già finita sui giornali, la notizia di 7 persone di età compresa tra i 19 e i 41 anni, residenti in più comuni del Trevigiano, sono state denunciate dai carabinieri per lesioni personali aggravate, in quanto ritenute responsabili dell'aggressione ai danni di una coppia avvenuta a Conegliano la sera del 28 dicembre scorso, quando un giovane militare di 28 anni e una donna di 37 furono feriti con un'arma da taglio. Ci sono state perquisizioni domiciliari a carico degli indagati, sarebbero stati ritrovati capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati nel corso dell'episodio, notizia battuta dall'ANSA pochi minuti fa. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Azzurra Breda, la dodicenne di Sant'Angelo di Piove di Sacco, che è morta l'ultimo giorno dell'anno a causa di un'influenza. Dopo la denuncia dei genitori è partita l'inchiesta giudiziaria. 90 giorni di tempo, come da prassi, per depositare i risultati completi dell'autopsia eseguita sul corpicino di Azzurra Breda. 12 anni, la piccola è morta il 31 dicembre scorso in un letto della terapia intensiva pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova, dove era arrivata per la seconda volta in pochi giorni, accompagnata dal padre per i gravi sintomi causati da una sindrome influenzale. Una morte che ha gettato nello sconforto una famiglia e tutta la comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco e su
cui i genitori hanno chiesto di far piena luce presentando una denuncia ai carabinieri. Da qui il fascicolo aperto dalla Procura di Padova, che vede indagate 3 dottoresse con l'accusa di cooperazione in omicidio colposo. Si tratta della pediatra di famiglia, di una specializzanda di 33 anni e di una pediatra strutturata dell'azienda ospedaliera, presenti all'esame autoptico attraverso consulenti di parte nominati anche dalla famiglia di Azzurra accanto ai 2 medici incaricati dalla Procura. La domanda a cui gli esperti dovranno rispondere è quale patologia possa avere causato una morte così rapida. Tutti nella famiglia di Azzurra avevano avuto l'influenza a fine anno, i genitori e anche la sorellina più piccola. Il 29 dicembre, dopo un consulto telefonico con la pediatra, il papà e Azzurra si rivolgono al pronto soccorso. La 12enne viene visitata e dimessa. Il 30 dicembre, dopo un altro consulto telefonico con la pediatra, Azzurra torna al pronto soccorso e viene ricoverata e poco dopo trasferita in terapia intensiva, dove muore la mattina del giorno dopo. Eseguita l'autopsia, si attende adesso la restituzione del corpo alla famiglia. Servizio di Chiara Gaiani è una corsa disperata verso l'ospedale San Bortolo di Vicenza, poi oltre mezz'ora di tentativi di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare per la piccola Ambra Halilovic, che oggi avrebbe compiuto 4 mesi. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. La Procura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Avrebbe compiuto 4 mesi oggi. Il cuore della piccola Ambra Halilovic invece ha smesso di battere ieri mattina improvvisamente nel campo nomadi di Sandrigo, gettando nella disperazione la sua famiglia e l'intera comunità. Poco dopo le 8 la chiamata al 118. Presto, correte, il cuore di nostra figlia ha smesso di battere. In quel momento uno dei camper della famiglia era già lanciato a tutta velocità verso la città. La posizione segnalata alla centrale del SUEM è il parcheggio di un bar di via Chizzalunga, lungo la Marosticana. Automedica e ambulanza vengono inviate in codice rosso, ma quando i soccorritori arrivano sul posto non trovano nessuno. La famiglia ha già deciso di proseguire direttamente verso il San Bortolo, nel disperato tentativo di guadagnare tempo. Al pronto soccorso li attendono i medici guidati dal primario Foscarina Dalla Rocca e l'equipe della terapia intensiva pediatrica coordinata da Paola Ferrarese. Le manovre di rianimazione vanno avanti per oltre 30 minuti, ma ogni sforzo risulta vano. Il decesso viene constatato davanti ai genitori, ai fratellini, ai nonni e agli zii, arrivati in ospedale in una ventina. Per prevenire possibili tensioni, al posto di polizia dell'ospedale si aggiungono in pochi minuti le volanti della polizia e una pattuglia dei carabinieri. La squadra mobile, coordinata dal vicequestore Lorenzo Ortensi, ascolta subito i genitori. La Procura di Vicenza, con il sostituto procuratore Roderick Blattner, apre un fascicolo senza indagate e dispone l'autopsia per chiarire le cause della morte. Non c'erano state avvisaglie né patologie note. Sarà l'esame medico legale a dover dire perché il cuore di Ambra si sia fermato in un mattino che per una famiglia e per un'intera comunità si è trasformato in tragedia. Servizio di Ivano Tolettini e una bimba di 10 mesi è finita in ospedale per avere ingerito dell'hashish. I genitori, una coppia di italiani, sono stati segnalati alla magistratura. Bambina finisce al pronto soccorso per aver ingerito dell'hashish contenuto in un dolce, un biscotto. La piccola è stata presa in cura dai medici del Cafoncello di Treviso che l'hanno attentamente seguita prima in terapia intensiva, poi in reparto in pediatria fino alla ripresa. L'episodio è accaduto ai primi di dicembre e ha visto coinvolta una bambina di 10 mesi accompagnata al pronto soccorso dai genitori preoccupati per lo stato di sonnolenza e astenia manifestato dalla figlia dopo, stando a quanto riferito ai medici, aver ingerito accidentalmente un pezzettino di hashish. Il caso è stato immediatamente segnalato dall'ULSS 2 all'autorità giudiziaria, sono stati attivati i servizi sociali e l'ente interprovinciale maltrattamento minori. Si è svolto inoltre un tavolo tecnico nel quale è stato definito un percorso di dimissione protetta della bambina comunicato ai genitori che tuttavia 10 giorni dopo il ricovero hanno deciso di lasciare l'ospedale in autodimissione, vale a dire contro il parere medico e assumendosene le responsabilità. Servizio di Lina Paronetto e una 14enne di Bassano del Grappa è stata adescata sui social da un uomo di Napoli, un 47enne, che è stato arrestato per violenza sessuale digitale e adescamento di minore.
L'adescamento online di una adolescente di Bassano costa le manette a un 47enne. L'inchiesta era partita dalla denuncia del padre agli agenti del commissariato. Il genitore aveva scoperto i contatti tra la figlia e un uomo conosciuto sui social. L'individuo aveva instaurato una relazione con la minore, inducendola a inviare immagini e video a contenuto sessuale. La Procura di Venezia ha contestato i reati di produzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale in modalità telematica e adescamento di minore. La Polizia Postale ha svolto accertamenti e perquisizioni. Nonostante un primo provvedimento del questore e il blocco dei profili, l'uomo aveva continuato a contattare la ragazza. Il GIP di Venezia ha perciò ordinato l'arresto del 47enne. Lo psicologo e psicoterapeuta Lino Cavedone, esperto del mondo giovanile, sottolinea: complimenti al genitore che ha monitorato precocemente questo tipo di situazione. È chiaro che poi una ragazzina di 14 anni può vivere il fascino di un adulto che dimostra interesse nei suoi confronti dal punto di vista del femminile, quindi della sessualità. Ma i genitori devono costantemente monitorare i figli. Anche se può sembrare una mancanza di fiducia nei confronti della figlia. In questo caso abbiamo uno sbilanciamento importante di potere decisionale, abbiamo un adulto che ha avuto sicuramente un blocco evolutivo per cui non si sente in grado di relazionarsi con un femminile adulto e si sente adeguato ad una relazione con un femminile acerbo, precoce. E quali sono i segnali che i genitori non devono sottovalutare? I cambiamenti dell'umore, le modalità di gestire anche l'abbigliamento, l'attenzione al trucco, quindi è chiaro che in queste situazioni tutti gli aspetti riguardanti la seduttività sono evidentemente accentuati. Violenza di genere e violenza domestica sono già due da inizio anno i casi da codice rosso all'attenzione della polizia bellunese. Dopo l'arresto per stalking di venerdì scorso, ieri è scattato il braccialetto elettronico per un marito e padre padrone che da anni maltrattava la moglie e la figlia maggiorenne. Nella giornata di ieri abbiamo eseguito, a seguito della richiesta da parte della Procura di Belluno, un'ordinanza cautelare che ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento nei confronti di un cittadino moldavo per le condotte di maltrattamenti che poneva in essere effettivamente da diverso tempo ai danni del nucleo familiare. Le vessazioni verbali e fisiche andavano avanti da diversi anni, certamente nei confronti della moglie quarantenne, da qualche tempo anche verso la figlia maggiorenne, e il nucleo familiare, composto da altri 3 minori, ha deciso di porre fine a una situazione che avrebbe potuto degenerare. Il 27 dicembre scorso la donna con i suoi 4 figli si è rivolta alla questura per chiedere aiuto. Le indagini svolte dalla squadra mobile coordinata dalla Procura hanno consentito di ricostruire i maltrattamenti e martedì gli agenti della mobile hanno eseguito la misura cautelare. Dopo l'arresto per stalking di venerdì scorso sono già 2 i casi da codice rosso da inizio anno all'attenzione della Polizia di Belluno. Una quarantina quelli riferiti al 2025, segno che, come afferma il questore della Rocca, l'impegno sulla prevenzione per far emergere il sommerso comincia a dare risultati importanti nel bellunese, a fronte di almeno un 90% che resta ancora fra le mura domestiche. I casi appunto di codice rosso circa 40, ma la questura comunque risponde bene anche con una forte attività di prevenzione di cui si occupa quindi la divisione anticrimine, tant'è che appunto sono stati fronteggiati la maggior parte di questi casi anche con delle misure di prevenzione adottate da parte del questore, in particolar modo gli ammonimenti. Una forma di tutela per così dire anticipata nei confronti della vittima, che è strumento di prevenzione importante. Nel 2025 gli ammonimenti del questore sono stati 18. Questo è il segno appunto che i cittadini ormai iniziano a conoscere quali sono gli strumenti per poter fronteggiare queste situazioni e si rivolgono a noi appunto per cercare aiuto. Un aiuto che può essere chiesto anche attraverso l'applicazione per smartphone
U-Poll, che si sta rivelando vincente quale strumento di prossimità per chi si trova in difficoltà e non può raggiungere fisicamente gli uffici della Polizia di Stato. E alle donne che ci ascoltano vorrei dire di non avere paura, di farsi avanti e di non provare vergogna nel raccontare la loro storia, perché un aiuto è sempre bene chiedere un aiuto, mai rimanere da sole, oppure raccontare, magari se si ha paura di avere un approccio iniziale magari con noi, quantomeno raccontare qualcosa a un'amica, a un parente, anche perché potranno essere poi loro a venire da noi. Servizio di Tiziana Bolognani e le studentesse spiate nei bagni dell'Università Ca' Foscari, campus scientifico di Mestre. In una nota la presa di distanza dell'Ateneo, che avvisa che prenderà ogni provvedimento possibile. Intanto è dura la reazione degli studenti e dei collettivi. Ci dispiace molto per l'accaduto. Ca' Foscari pone sempre la massima attenzione alle segnalazioni della comunità studentesca, come è avvenuto nel caso specifico. L'università si impegna a prendere tutti i provvedimenti possibili per evitare che siano a rischio la sicurezza e la privacy delle persone che frequentano le sedi. Sono le parole che arrivano direttamente dagli uffici di Dorsoduro sulla vicenda che ha visto coinvolte 2 studentesse riprese in segreto con degli smartphone mentre erano in bagno nel padiglione Z nel campus scientifico di Via Torino a Mestre. Il fatto risale a qualche giorno prima di Natale, ma è solo nelle scorse ore che è scoppiato il caso. Alla ripresa delle lezioni, infatti, è stato proprio il Dipartimento a mettere in guardia gli studenti scrivendo a loro una mail. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione, si legge, e a segnalare qualsiasi episodio. Dura la reazione di studenti e studentesse. Una cosa inaccettabile, vanno presi dei provvedimenti. Spero che questa cosa se ne parli e venga fatta capire, perché è una cosa importante e non va sicuramente presa sotto gamba. Una bella notizia terrificante per un posto che dovrebbe invece essere un posto sicuro per le studentesse e gli studenti, quindi direi abbastanza inquietante la cosa. Oscena, è difficile commentarla in una maniera diversa, è terrificante, sì. Brutta cosa, sicuramente. Un'idea potrebbe essere anche le porte, mi pare che in Z siano aperte nella parte bassa, non so se questo perché, se è per motivi di sicurezza o perché rimanga questa parte aperta, magari delle porte totalmente chiuse eviterebbero anche questo fatto. Di risposta inadeguata da parte dell'Ateneo parla il collettivo transfemminista LISC, accusato di fare troppo poco per tutelare le studentesse. Una risposta, quella dell'università, dicono, che suggerisce proposte di autodifesa inadeguate e potenzialmente pericolose. Dal canto suo, Ca' Foscari ricorda di aver da tempo investito in una serie di servizi e strumenti a disposizione di studentesse e studenti per segnalare comportamenti inadeguati, molestie e discriminazioni e chiedere sostegno psicologico o informazioni sui propri diritti. Il Comitato Unico di Garanzia, che nasce con l'obiettivo di contrastare qualsiasi disparità di genere e favorire le pari opportunità. Dobbiamo però sottolineare la necessità di fare chiarezza su questi fatti, affinché i responsabili possano essere condannati in maniera certa e grave. In primis come donna e poi come rappresentante sento il peso che un accaduto come questo può avere sulle mie colleghe e soprattutto sul loro senso di sicurezza all'interno di un luogo che dovrebbe essere emblematicamente luogo di tutela, crescita e sicurezza. Sempre di studenti si è parlato a Noventa Vicentina per quanto riguarda la loro sicurezza purtroppo per evitare i molti incidenti stradali in cui spesso rimangono coinvolti. Il tema sicurezza è in primo piano a Noventa Vicentina ad una settimana dal drammatico incidente che ha visto 2 studenti dell'Istituto Masotto travolti e feriti mentre si accalcavano nel salire sul bus del servizio pubblico. Forte ancora la preoccupazione per la 14enne a cui è stata amputata una gamba, ancora ricoverata in prognosi riservata. Per evitare che si ripetano episodi simili, in municipio si sono incontrati i vertici istituzionali di SVT, del provveditorato, degli studenti e del comune. Un tema complesso le cui soluzioni vanno articolate e definite nelle sedi opportune, visto il potenziale rischio per quasi tutti i poli scolastici più affollati della provincia. Il tema di educazione dei ragazzi affinché stiano attenti su quello che stanno facendo, siano responsabili, siano coscienti di quello che sta succedendo, è fondamentale. Tant'è vero che ci è capitato di osservare che queste situazioni, che non è la prima purtroppo,
succedono soprattutto dove ci sono dei ragazzi proprio giovani, perché quelli già che hanno qualche anno hanno capito, si tengono un po' più indietro. E abbiamo trovato, diciamo, dei vari possibili cambiamenti, con magari una maggiorazione di tratte, che magari ad esempio per chi potrebbe andare verso Vicenza magari ha meno bus per il ritorno, magari una maggiorazione ci potrebbe essere, e sicuramente da parte nostra di rappresentanti e anche di tutti coloro che lavorano all'interno del Masotto faremo una nostra parte per dire ai ragazzi di fare più attenzione. Ci siamo organizzati per condividere con i ragazzi l'esperienza, per richiamarli a comportamenti consapevoli, attenti rispetto alla loro sicurezza, che rimane la nostra assoluta priorità. Chiederò alla provincia di fare un tavolo perché questo argomento sulla sicurezza venga praticamente trattato in un aspetto più ampio, che non riguarda solamente il caso di Noventa. Andiamo ancora in pubblicità, proprio 2 minuti, torniamo subito, state con noi. È stata una fiaccolata a Montebelluna per la sicurezza sul lavoro in ricordo di Mattia Battistetti e di tutte le altre vittime sul lavoro. Partenza dal Duomo e l'arrivo in piazza d'Armi. Continuano ad esserci tantissimi infortuni e tanti anche morti sul lavoro. Anche quest'anno è partito con purtroppo già dei morti sul lavoro. Avevamo pensato a questa iniziativa, a questa fiaccolata, proprio con l'auspicio che ci sia veramente un'attenzione maggiore nel 2026 e che si lavori tutti assieme, istituzioni, sindacati, aziende, per cercare di migliorare e soprattutto per cercare di raggiungere veramente un obiettivo comune. Questo è un grido della famiglia, ma un grido anche dei sindacati. Non si può andare al lavoro e non tornare. Non si può andare al lavoro e non tornare, perché purtroppo sta diventando, non diciamo un problema, ma diciamo comunque una cosa molto che aggredisce le famiglie in realtà. Noi siamo molto coinvolti, stiamo utilizzando i nostri delegati sul territorio, stiamo interessando le istituzioni, le associazioni editoriali con quali stiamo cercando di stringere comunque ulteriori accordi. Abbiamo voluto fare questa fiaccolata sul tema sicurezza proprio perché vogliamo che questa luce di speranza non si perda. Noi vogliamo che questa speranza, questa luce diventi una certezza che sia fatta di sicurezza nei posti di lavoro, che sia fatta di formazione, che sia fatta di informazione e di cultura della sicurezza. Come ogni cosa che stiamo portando avanti in questi ormai 5 anni dalla morte di Mattia, ogni cosa è difficile ed è dolorosa per me e per noi famiglia. Lo dobbiamo fare perché dobbiamo sostenere chi non ha più voce, quindi Mattia, e come Mattia chi si reca al lavoro e non fa più ritorno a casa. E c'è una giornata importante, quella della sentenza. Sicuramente sì, il 22 gennaio avremo speriamo l'ultima udienza, la 22esima udienza in 3 anni, e come ho detto prima, per noi entrare in tribunale non è facile. Speriamo che il giudice dia la sentenza e speriamo che soprattutto ci sia verità e giustizia per Mattia, quello che sto chiedendo e sto urlando ormai da 5 anni. La storia di Anna Maria Moratto, italo-venezuelana, che chiede solo di poter tornare nella sua casa di origine a Macerata, che però è occupata da una famiglia di Sinti, 14 tentativi di sgombero finora andati a vuoto. In questo momento siamo ancora sotto terrore. C'è una legge nuova che si chiama Ley de Conmoción Nacional, è una legge praticamente che ci proibisce di parlare, qualsiasi cosa diciamo ci sbattono in prigione.
Trova il coraggio di parlare a Ring Anna Maria Moratto, italo-venezuelana che vorrebbe tornare nella sua casa di Macerata e lasciarsi alle spalle un paese al collasso, dove dice la situazione dopo la cattura di Maduro è addirittura peggiorata. Purtroppo però la sua abitazione d'origine, costruita dal bisnonno, è occupata da anni. Una vicenda paradossale segnalata anche dall'ex parlamentare della Lega Giuseppe Paolin e finita sui media nazionali. L'estate scorsa una troupe di Striscia la Notizia aveva anche denunciato di aver subito un'aggressione nel tentativo di documentare l'occupazione. Sì, è occupata da una famiglia Sinti. Quindi c'è una sentenza che obbliga, c'è una sentenza di sfratto, è stata emessa nel 2023 dal Tribunale di Treviso. Fino adesso ci sono stati 14 intenti di sfratto andati a vuoto. Il 29 gennaio c'è il prossimo intento di sfratto. Spera che sia l'ultimo? Io quello spero più che sia efficace. proprio l'ultimo. Come mai non sono mai riusciti a effettuare questo sfratto? Guardi, vorrei saperlo anch'io. L'immobile era stato affidato a uno zio che a sua volta lo aveva ceduto incomodato alla famiglia Sinti. Procura e contratto sono stati però revocati e ora Anna Maria chiede solo di ritornare a Macerata e scappare da un Venezuela precipitato nel caos. Lei che è e si sente trevigiana. Perché vuole tornare in Italia, Anna Maria, lei? Beh, perché quella è casa mia. E senta... È vero che sono nata in Venezuela, però io ho studiato, ho fatto le elementari a Candelù e poi ho finito le elementari nel collegio di Pederobba, Casa del Sole. Poi a Crocetta del Montello ho fatto le medie e a Como ho studiato il resto. In ogni caso quella proprietà di famiglia dal 1890 io l'ho comprata da mia madre e da mio zio. Anna Maria Moratto, ospite di Ferdinando Avarino a Ring, e sfratti a sorpresa a Treviso ai civici 16, 18 e 20 di via Pisa, una famiglia composta da genitori e 2 figli maggiorenni e poi una seconda famiglia con figli minorenni che è riuscita ad impedire questo provvedimento. Vediamo. Stamattina alle 8 e mezza si sono trovati sotto casa mia, bussando forte, facendo un po' con forza e io cercavo spiegazioni ma non davano spiegazioni. Mi hanno buttato fuori con forza, fate le valigie, che dobbiamo cambiare la serratura e tutto quanto. Sami Zogai è un ragazzo kosovaro, oggi cittadino italiano, che vive dal 2017 al civico 18 di via Pisa. Ha sempre pagato regolarmente l'affitto, ma da oggi non ha più casa. Con lui vivevano nell'appartamento anche i genitori e il fratello. Ha fatto le valigie, ha messo tutto in macchina e ora non sa dove andare, ma fa un appello a chi lo possa aiutare. Sono disposto anche a pagare 600, 650, 700 euro per un affitto. A riguardo sto cercando urgentemente perché da come si vede la situazione qua è tragica, non solo per me, non parlo solo singolare per me stesso, ma qua ci sono anche ben tante persone con famiglie, figli, piccoli e tutto e di più. Sorte migliore ha avuto Habibi, anche lui kosovaro, da 20 anni regolare in Italia. La moglie, in attesa del terzo figlio, aveva appena accompagnato le altre 2 bambine a scuola quando, rientrando, ha trovato la sorpresa a casa, forze dell'ordine e Fabbro che gli ha cambiato la serratura. Le associazioni intervenute sono riuscite a fermare lo sfratto, che però gli è stato promesso a breve. No. Mi volevano buttare fuori, ma per fortuna che sono venuto anche io, anche la moglie, però con la forza mi volevano portare fuori, proprio non so, non è giusto. Sono venuti anche i gente che mi hanno dato una mano, proprio sentivano, proprio tornano, ma fanno sorpresa, non so quando tornano. Noi siamo gente che abbiamo pagato sempre per la banca ogni mese e abbiamo pagato. La situazione delle palazzine dei civici 16, 18 e 20 è complessa. Oggi la proprietà è di un fondo olandese con cui è difficile interloquire e l'associazione Caminantes denuncia l'ipotesi di case di lusso e chiede che la politica intervenga. Quello che sta accadendo qui in via Pisa è qualcosa di vergognoso. C'è la volontà evidentemente di costruire l'ennesimo baraccone di case per ricchi, case per case di lusso, buttando fuori delle persone che lavorano, che hanno sempre pagato gli affitti, che erano anche disposte eventualmente a trovare altri tipi di soluzioni, ma che purtroppo queste soluzioni in questa città non ci sono, e
di questa cosa qui, appunto, qualcuno se ne deve fare carico. Non si può scaricare sulle singole persone la responsabilità di andare a cercarsi una casa. Servizio di Elena dal Forno, questi sono casi specifici di persone che hanno pagato l'affitto, molte volte, anzi il più delle volte, gli sfratti avvengono o per la scadenza del contratto oppure perché c'è morosità continua, magari da mesi se non da anni. Domani sera saremo a Soave per la presentazione del mio libro Focus. Saremo a Soave alle 20:30, Palazzo di Giustizia, in sala Garribba, quindi per chi voglia sapere tutto sulla storia di Focus, ma anche sul mondo dell'emittenza privata del Nord-Est e soprattutto sulla storia del nostro gruppo, può ovviamente intervenire, partecipare. L'ingresso è libero e saremo anche con il sindaco di Soave, Mattia Pressi, e l'editore Silvano. Gli ospiti di questa sera a Focus: Paolo Bonafè, Franco De Anna, Michele Favero, Eleonora Paccagnella, Alessandro Scarpa, Massimo Venturato e Dominica Zamara. È tutto per oggi, grazie a Italo Morao e Alessandro Granziera, i nostri registi, e buona giornata.